Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, da un lato, imperversa ormai da settimane, mesi, probabilmente da 2 anni, da quando il centrodestra ha avuto l'imperdonabile torto di vincere le elezioni, la narrazione apocalittica, ovviamente, no? Per cui l'economia italiana sta andando allo sfascio, ci aspetta una stagione di tagli, lacrime e sangue, mai vista prima, oppure di provvedimenti solo nell'interesse dei ricchi che spaccano il paese, e quindi insomma scenari di miseria per la maggior parte della popolazione. È stato annunciato ovviamente lo sciopero dei sindacati CGIL di Landini in testa contro la manovra che non c'è, che non solo non è chiusa, ma non è ancora articolata definitivamente, eppure c'è comunque lo sciopero annunciato, perché si sa che sarà un disastro. Si va verso l'apocalisse in questo racconto diciamo ribadito dalla bolla. E poi c'è questo bieco sovranista proprio refrattario alla realtà e probabilmente un propagandista, non so, del governo, che è intervenuto a smentire questo racconto dicendo tra le altre cose i seguenti virgolettati. I dati di Banca Italia usciti oggi certificano un balzo del nostro paese. La posizione netta sull'estero a giugno di quest'anno era creditoria per circa 225 miliardi di euro, una dimensione enorme, il 10,5% del PIL. Irragionevole non venga notato dalle agenzie di rating nel valutare prospettive e affidabilità dell'economia italiana. La nostra posizione patrimoniale è un segno di forza e il merito è delle imprese, dei capitani d'impresa, dei loro collaboratori, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che in esse operano. Ancora è proprio ostinato questa persona che ha esternato. La vivacità delle imprese e la loro capacità di affrontare le sfide del mercato anche nelle condizioni mutevoli e difficili di questi ultimi anni ci ha consentito di riprenderci dopo la stagione delle crisi finanziarie, dopo la grande battuta d'arresto conseguente alla pandemia Covid. L'Italia è tornata a crescere, insiste, e se consideriamo gli ultimi anni il PIL nazionale è aumentato percentualmente più di quelli francese e tedesco, cioè della ex ormai locomotiva franco-tedesca. Le esportazioni italiane continuano a registrare dati positivi a sostegno del prodotto nazionale, merito ulteriore di quelle aziende che sono state capaci di affrontare i rischi e le opportunità della globalizzazione. E questo inciso nostro, qui si sta in realtà evocando il principale merito della politica, dell'attività di governo, almeno secondo l'ottica da spelacchiato liberale di chi vi parla, e cioè quella di ritrarsi. Cioè spesso l'atto politico migliore, più benefico per il paese, l'economia reale, le aziende reali, le persone reali, è la politica che si ritrae e che lascia il campo aperto all'iniziativa privata. E perché appunto poi il merito effettivo nella pratica è delle imprese e dei lavoratori, che però devono essere messi in condizione. Questa è la parentesi di chi vi parla. Invece il bieco sovranista di cui sopra ha ribadito i dati di Banca Italia certificano un balzo del nostro paese. Questo bieco sovranista si chiama Sergio Mattarella. Ebbene sì, è il Presidente della Repubblica che ha rilasciato le dichiarazioni che vi ho letto, sono solo le più, diciamo, clamorose, intervenendo alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine al merito del lavoro al Quirinale, dove tra l'altro è stata nominata cavaliere anche Marina Berlusconi. Ma al di là di questo, questo, come dire, diagnosi iperpositiva dello stato dell'economia nazionale, che ovviamente non è una diagnosi iperpositiva dell'azione di governo tout court, che sarebbe irrituale visto la fonte, ma anche, ripeto, sbagliata nella realtà. Non è che c'è un dirigismo della politica che innesca buone performance economiche, ma sicuramente non c'è la narrazione dell'apocalisse
firmato Sergio Mattarella, lievissimo cortocircuito nel mainstream. Grazie a tutti, a domattina.